Un momento molto bello organizzato sia dalla comunità ecclesiale che dall'amministrazione comunale. Il ricordo del naufragio di 20 anni fa. Persero la vita 37 liberiani, altri 91, grazie a Dio, si salvarono. Fu un'esperienza che comunque, possiamo dire, fu tra le prime che comunque misero la comunità di fronte come dire, un evento che comunque si ripete e continua a ripetersi purtroppo fino ad oggi. Abbiamo ricordato le vittime nella celebrazione eucaristica, la comunità adesso sta ascoltando proprio le testimonianze di quanti anche si sono prodigati per andare incontro a questi migranti che comunque sono arrivati nella nostra terra. È stata un'esperienza sicuramente tragica, soprattutto perché la comunità ha assistito al recupero dei corpi di quanti hanno perso la vita, ma nello stesso tempo è stata anche l'esperienza di una comunità che si è mobilitata per andare incontro anche al bisogno di quanti poi sono stati inseriti comunque nei centri di accoglienza e di quanti poi sono stati anche rimpatriati. Siamo qua al Teatro Costa Bianca a commemorare le vittime del naufragio che nel 2002 ha colpito Realmonte. Abbiamo assistito a diverse testimonianze, questo è un giorno di ricordo ma anche di speranza, dove è stato sottolineato che le politiche devono essere mirate e che devono gestire un problema che purtroppo è ancora attuale e presente nei territori, in particolare nei territori che sono in prima linea a gestire questo grave problema che interessa esseri umani. Io da sindaco di Realmonte non posso che unirmi al dolore di tutti quanti non ce l'hanno fatta allora e continuano a non farcela, ed sperare che per tutti coloro che riescono ad approdare ci possa essere un futuro diverso, migliore, dove rapporti sociali e di reciprocità possa fare la differenza. Ringrazio prima di tutto chi ha organizzato questo evento per questi ragazzi che hanno perso la vita, per quelli che si sono anche salvati pure. Ringraziamo Dio per tutto quello che ci ha fatto, noi che siamo entrati in salute. Questo momento è un momento bellissimo, anche un po' triste, ma ringraziamo Dio lo stesso. Siamo felici per questo momento. Le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime